Allora, abbiamo accennato il discorso montagna, quindi gli eventi grandissimi che si presentano, mondiali ma soprattutto Olimpiadi. Un'opportunità o potrebbe essere un boomerang e soprattutto può essere questa l'occasione, un po' come è successo con Milano, l'Expo poteva essere veramente rischiosa come è stata definita eccetera, poi in realtà ha lanciato la città a livello mondiale ma perché è stata supportata da interventi che hanno giunto a termine successivi all'Expo, però hanno cambiato la connotazione, stanno cambiando tuttora la connotazione della città stessa, che è diventato un po' l'attrattivo che ha superato Shanghai, quanto sembra, per cui chapeau a questo punto di vista. Potrebbe essere lo stesso, e come andrebbe gestita? Perché qui siete coinvolti tutti voi. Certo, ma io su questo sono allineato con Zaia. Deve e andrà senz'altro bene, punto. Non si accettano discorsi diversi da questo. Allora, chiaramente non è che si dichiara una cosa e poi ci si dimentica e si spera che si realizzi. È chiaro che si sta lavorando molto alacremente, con molta attenzione, perché dobbiamo farci trovare pronti, dobbiamo essere una vetrina straordinaria, perché queste due occasioni sono due occasioni straordinarie non solo per la montagna bellunese, ma lo sono per tutto il Veneto, perché proprio l'altro ieri avevo una riunione nel corso della quale raccomandavo ai colleghi di Venezia e di Verona, delle spiagge no perché sono Olimpiadi invernali, di tenersi pronti in collegamento con i colleghi della montagna eccetera, perché mi risulta duro credere che una sua collega che viene dall'Australia a coprire i mondiali non faccia una puntatina a Verona a vedere l'arena o il teatro e una puntatina a Venezia. Quindi, conseguentemente, è un riverberare su tutto il territorio. Comunque, non voglio eludere la domanda con la dichiarazione tranchant. Il tema è: noi non possiamo, per paura di non riuscire a realizzare un'opera, non possiamo rifiutarla, altrimenti è un tema di tutti i giorni oggi. No, non si fa questo, non si fa quello, non funziona così. Funziona che si mettono in atto tutte le misure per poter avere viabilità, migliorare la viabilità, questo sicuramente, migliorare la ricettività, migliorare l'attrattività delle località, migliorare tutta un'organizzazione veneta, me lo lasci dire con un po' di orgoglio. Ecco, un'organizzazione veneta di quello che sarà una gestione alla veneta di tutto l'evento, che la gestione alla veneta non ha nulla da temere dalle organizzazioni alla tedesca o all'americana, e quindi io credo che il Veneto conseguentemente, esprimendo questo potenziale enorme turistico, dovrebbe essere in automatico candidato sempre e comunque a qualunque cosa. Nel senso, mondiali di briscola, Veneto alza la manina, mi candido. Mondiali di sci nautico, alza la manina e si candida, anche perché il nostro territorio è tale che non esiste specialità sportiva al mondo che non trovi un'estrinsecazione importante su una porzione di territorio del Veneto. Ma quali politiche dovrebbero essere adottate perché Cortina ne riesca bene, perché possa rinascere, perché adesso non ha questo aspetto così attrattivo come era un tempo, come erano gli anni d'oro, che diciamo sono i pre-Tangentopoli, però di fatto bisogna risalire un po' indietrino. Ecco, inseriamolo un po' prima, parliamo di Tangentopoli. Allora, lei immagini che Cortina ha vissuto Tangentopoli, che sicuramente è stata una cosa non a Cortina, voglio dire, ma l'indotto negativo di Tangentopoli, e dopodiché si è beccata sulla schiena la crisi, perché non dimentichiamoci che Cortina, che adesso sta ospitando russi, sta ospitando tedeschi, sta ospitando mezzo mondo, era una località a vocazione italiana, cioè tutti gli italiani di un certo livello sociale si trovavano in montagna, dove? A Cortina, punto. La crisi, le ho dato i dati di albergo mio, la crisi l'hanno sentita loro, peggio ancora di me. Come amano, cioè quando punti tutte le tue uova, metti tutte le tue uova in un cesto, è ovvio che corri questi rischi, esattamente come certe spiagge che sono specializzate in tedeschi, gli spagnoli, che bravissimi per carità, però secondo me hanno fatto una serie di errori, se ne accorgeranno prima o poi, perché non è che puoi fare l'enclave degli inglesi, l'enclave dei tedeschi, perché non funziona così. Quando quella spiaggia lì, che è ci sono delle spiagge tipo la nostra Jesolo, la nostra Bibione, sono specializzate in tedeschi, allora la banalizzo per farvi fare un sorriso: Würste coi Kraut in piazza e birra a fiumi. Poi c'è quella degli inglesi, tè alle 5 e comunque birra a fiumi e gin. Quando l'Inghilterra ha un attimo di contrazione economica per cui i turisti non vengono, che la località lì chiude.
Il Veneto ha quello di bello che ovviamente, come tutta Europa, ha una preponderanza di clientela tedesca, però tutto il resto della panoplia europea e extraeuropea pro quota parte è rappresentata. Certo, Quindi noi siamo anche ben posizionati sotto questo profilo. Eravamo un po' sbilanciati con alcune località sull'Italia e si è caricata la crisi di farci capire che era meglio diversificare, sì. Assolutamente. Quindi potrebbe, su che interventi dovrebbero puntare? Vi ho detto sulle strade senza dubbio, però ci sono tanti hotel ormai vecchi e alcuni sono chiusi peraltro, quindi non fanno bella mostra di sé. Io la inviterei a tornare su quest'anno, perché già quest'anno mi pare che Cortina aveva una ventina di cantieri. Ah, beh, quindi... Sì, ci sono stati degli stanziamenti anche da parte della Regione, ringrazio la Regione Veneto in questa sede, perché è giusto che si sappiano le cose, dopo magari ci litigo in privato. No, sono stati veramente, appena si sono liberate 2 risorse, sono finite sul turismo e tutti noi abbiamo concordato con l'assessore che questi soldi era bene che fossero destinati inizialmente alla montagna, che era quella che ne aveva un po' più bisogno di altre località, mentre da quest'anno questi fondi sono spalmati anche su tutta la pianura, sulle spiagge e dappertutto. Sono fondi europei, però c'è stata anche un'aliquota di fondi, come si dice, strappati al bilancio regionale. E quindi tanti cantieri sono, di più ancora ce ne saranno l'anno prossimo, e chiaramente non è che in Italia un cantiere si mette in piedi sera mattina, perché le sale di difficoltà burocratiche terrificanti che ci sono. E quindi io credo che già per il 2021 i discorsi che ci facevamo, sui quali posso anche concordare, saranno discorsi abbondantemente superati. Per il 2026 neanche se ne parla, sicuramente sì, ma il tema è la viabilità adesso, smettere, allora il solito tema, o i veneti capiscono che litigare e dividersi in campanili è il miglior regalo che possiamo fare alla concorrenza internazionale. Bisogna, secondo me, sedersi attorno a un tavolo, decidere che cosa fare, e quella cosa si fa, perché sono 20 anni che si sente parlare: la ferrovia, l'autostrada, l'aeroporto, e non è stato realizzato assolutamente nulla. Allora decidiamo che cosa fare, decidiamo una sola, ma per cortesia facciamola, perché la nostra montagna deve essere raggiungibile. Il turismo senza collegamenti, qualunque forma di turismo senza collegamenti, non può semplicemente esistere. Negli altri paesi, quelli in via di sviluppo, chiamiamoli così, turistico, ecco, per meglio dire, prima si fa l'aeroporto, poi si fanno gli alberghi. Non è che in Egitto prima costruiscono gli alberghi e poi facciamo l'aeroporto. No, infatti assolutamente, là vabbè, sono problemi che stiamo vedendo tutti i giorni, quindi non poco conto. Sempre in montagna parliamo, c'è stato questo disastro pazzesco. Qual è la situazione attuale che riscontrate? Quali sono anche un po' le prospettive? Cosa si sta facendo? Aggiorni un po' i nostri telespettatori. Guardi, sono molto orgoglioso perché quando è successo l'evento, i suoi colleghi mi hanno chiamato immediatamente, ovviamente il giorno dopo, eccetera. Io ho sentito anche la Regione e ho percepito la vicinanza alla montagna da parte della nostra politica e soprattutto la determinazione di fare qualcosa. E quindi ai suoi colleghi ho risposto tranquillamente: vi do appuntamento l'8 di dicembre a Sant'Ambrogio, le piste saranno aperte, gli alberghi saranno, forché 4 se non erro, che sono stati pesantemente danneggiati e non sono purtroppo aperti, gli alberghi saranno tutti aperti. Ringrazio l'Enel, ringrazio la Terna, ringrazio tutti, la team un po' meno perché è un po' indietro con i lavori di collegamento dei telefoni. Hanno fatto salti mortali, hanno fatto miracoli per cercare di portare l'energia, che è la cosa fondamentale, di portare l'energia negli alberghi. Gli alberghi sono tutti, ripeto, tranne 4 aperti, le piste sono tutte innevate. Hanno lavorato molto bene finora, ma adesso andiamo verso febbraio, quindi chiaramente posso fare una facile profezia: sarà un'ottima stagione per la nostra montagna e questo è un grande sollievo. Gli italiani, e devo dire gli stranieri soprattutto, perché temevamo più su quel fronte, hanno capito perfettamente la portata del disastro, ma anche il fatto che i nostri montanari erano pronti a ripartire, sono ripartiti e hanno avuto grandi soddisfazioni. Il tema adesso si sposta alla primavera.
bisogna tenere alta l'attenzione sui media, perché come sa bene la politica, finché c'è la notizia per aria, è tanto attenta. Non sto parlando della regione, che sono là ogni altro giorno, ma a Roma. Allora il tema è, quando ci sarà il disgelo, bisognerà in qualche modo provvedere a eliminare questi 15-18 milioni di tronchi di alberi caduti. Ecco, perché è bene precisare che sono ancora lì, cioè c'è alla vista sono... Ecco, sarà orrendo vederli. Ecco, bisogna trovare un metodo di rapidamente eliminare questi tronchi. Bisognerà trovare il modo di rapidissimamente, stanno già mappando adesso tutti i sentieri che sono stati rovinati, cioè per iniziare immediatamente i lavori di ripristino di tutti. Ci saranno dei problemi valanghi, inutile che ci nascondiamo, l'anno prossimo, fra 2 anni, quando tutte queste... il centro valanghe ha già individuato le zone, quindi sarà tutto monitorato, sarà tutto sotto controllo, però c'è un'opera immane effettivamente da fare. Leggiamo il messaggio. Buongiorno, sono Salmaso, volevo fare i complimenti al vostro ospite. Da anni che lo vedo ed è una persona in gamba e parla chiaro, ci fa capire la realtà che la crisi è finita, ora siamo alla fase che ci dobbiamo adattare. Grazie. Allora, il nostro telespettatore che ci segue, lo ringraziamo di aver scritto il messaggio. Volevo chiederle che prospettive ci sono di gestione di questo legname. Guardi, non sono un tecnico del settore, però ovviamente mi sono interessato. Siete stati magari coinvolti. Allora, esatto. Mi è stato spiegato, per cui come ho comprato vendo, che il legname va tagliato con la motosega, per capirsi, in modo che cada in un determinato modo, non si storca, eccetera. Quelli lì purtroppo sono tutti alberi che non avranno un destino nobile, perché contorti, caduti uno sull'altro, hanno preso dei colpi tali che fa sì che magari all'esterno il tronco è bello, però una volta che lo vai a tagliare la tavola è rovinata. Per cui non credo che riusciranno a recuperare più di un 20%, a fini nobili, voglio dire, fare tavolame, fare mobili, insomma, in buona sostanza. Il resto sarà condannato a essere bruciato o a fare pellet per le case, per la gioia di chi ha la stufa pellet, pagherà per qualche anno un po' meno i pellet. E questo sarà, solo che lei capisce che quando le dico 15-18 milioni di tronchi, sì, ma non da prelevare al casello dell'autostrada, esatto, impacchettati, da tirare giù dai monti, sì, è un'opera immane. Ecco. Stanno valutando tutta una serie di opzioni e vedremo quella che individueranno come la più rapida, soprattutto perché non può rimanere, il legname non può, ecco, la cosa che ho capito bene è che il legname non può rimanere lì, perché se rimane lì 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, funghi, batteri, questo e quello, dopo veramente può essere solo incenerito. Infatti, ma tra l'altro c'è il problema, appunto, visto che lei si occupa di turismo, che il turismo estivo della montagna, che vuol dire passeggiate, trekking, mountain bike, tutte le attività che sono state lanciate per la stagione primavera-estate, certo, consuetudinariamente, che hanno dato anche respiro alla montagna nelle stagioni che non erano prettamente invernali, si possono realizzare se i percorsi, i sentieri sono ripristinati, quindi altrimenti diventa veramente un boomerang. Perfetto, lei pensi la beffa di una montagna nostra che era riuscita non a riciclarsi, non è un termine elegante, ma era riuscita a riproporsi sul mercato proprio col trekking, le bici, esatto, eccetera, e adesso si trova nella condizione, se non si lavora H24, se non si lavora H24, sì, per forza, come hanno fatto i tecnici dell'Enel, i tecnici delle cose, se vuole posso raccontare anche episodi simpatici, perché non so, i tecnici che sono arrivati da Napoli, poverini, si sono trovati a lavorare a -2, -4, che per i nostri è uscire in maglietta a maniche corte, e loro erano allora gli albergatori che facevano gara a offrirgli un caffè caldo, un tè caldo a questi poveri bravissimi operai che sono venuti su, appunto, abituati a lavorare in ben altre temperature rispetto a quelle a cui sono abituati. Infatti, torniamo su questi temi, pubblicità, pochi secondi.